A Portogruaro il nuovo presidente della Proloco è Francesco Fratto, siamo andati a sentirlo. Francesco Fratto è il nuovo presidente della Proloco della città di Portogruaro, una Proloco è una città che quanto mai ha bisogno di diverse iniziative e di un impegno appunto da parte del vostro direttivo. Presidente, innanzitutto che cosa avete intenzione di fare per la città dell'Emene? Allora, consentimi innanzitutto di ringraziare la precedente Proloco con il presidente Stefano Sonzin e i membri del Consiglio che ci hanno portato fino a questo punto e dai quali abbiamo preso un testimone importante, perché il periodo di crisi ovviamente rende difficile alcune iniziative, le risorse sono sempre meno e quello che il nostro obiettivo è quello di cercare di fare squadra qui a Portogruaro con tutte le persone che vogliono darci una mano e con quanti vorranno diventare soci in questo mandato, perché più siamo, più squadra siamo, più riusciamo a fare anche con magari poche risorse, cercando di andarle a reperire anche fuori di quelli che sono gli organi istituzionali. E in questo senso Portogruaro, che è una città che da un punto di vista culturale e storico ha un patrimonio immenso, sarebbe opportuno proprio per la nostra cittadina cercare di riuscire a rivalutarlo al massimo. Presidente, in un momento difficile, come lei ribadiva, economicamente appunto difficile, si dovrà cercare di fare sempre più squadra per riuscire nei vostri intenti. Infatti uno dei nostri primi obiettivi, così come detto nel Consiglio di insediamento, è quello di allargare la base associativa in modo che le persone siano sempre più coinvolte, in modo che ci siano sempre più decisioni compartecipative, e in questo senso l'unità di squadra e la possibilità di giocare su un tappeto molto più ampio, di riuscire a recuperare anche fuori dalle istituzioni quelle sponsorizzazioni e quelle attività, quelle iniziative che permettono di ampliare l'offerta sia turistica che commerciale qui a Portogruaro. Lei pensa magari a un collegamento anche con il litorale, magari quindi riuscire a pescare magari anche qualche turista? Sicuramente uno dei nostri obiettivi è quello di far conoscere le attività di Portogruaro anche a poli di attrazione turistica come possono essere Carlo e Bibbione, e quindi lavorare in stretta sinergia con le altre Proloco, con le altre associazioni di categoria, in modo da riuscire tutti insieme a trarne un proficuo beneficio.